Ha preso il via il pellegrinaggio diocesano a Lourdes, arrivati al santuario gli ammalati, gli anziani e i volontari della diocesi. Il cuore del viaggio, curato da Unitalsi, è prendersi cura del prossimo. Le nostre azioni non siano inquinate da ipocrisia e mondanità. Il Papa, l'Angelus, invita a dare più importanza alla sostanza che alla forma, al termine l'appello per la Siria. Abolite dal Parco dell'Aveto, le zone contigue di Ventarola, Prati della Iona e Gambatesa saranno accessibili a tutti i cacciatori. Le miniere, assicurato la Regione, saranno inserite nell'area del parco. Bargone di Casarza Ligure in festa per i 200 anni dalla nascita di Sant'Agostino Roscelli, ricordato anche Don Giancarlo Raffaelli, fondatore dell'Osservatorio Agrario e Meteorologico. Il concerto di Valentina Nassano ha chiuso la 34esima Expo Fontana Buona, stimate 6.500 presenze complessive nei 4 giorni di apertura. Il 2019 sarà l'anno del rilancio, dicono gli organizzatori. La parola ricerca protagonista della prima puntata della nuova stagione di C'è di più. Su Telepace questa sera inizia il cammino di avvicinamento al Sinodo dei Vescovi sui giovani. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Ha preso il via il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Ad organizzarlo è l'Unitalsi che attraverso i suoi volontari sta accompagnando ammalati, anziani e numerosi fedeli. Il cammino sarà accompagnato dal vescovo. I pellegrini sono giunti a Lourdes questa mattina, oggi pomeriggio le prime celebrazioni e Telepace seguirà questi giorni con i nostri inviati Alessandro Bavestrello e Antonio Solinas. Vediamo. È arrivato in stazione a Lourdes questa mattina alle 8 il treno partito domenica dalla Spezia carico di ammalati, volontari e semplici pellegrini. Un viaggio che è frutto del lavoro delle 7 sottosezioni liguri dell'Unitalsi. Una carrozza è stata attrezzata per trasportare i disabili allettati. Dopo la notte in treno, questa mattina i pellegrini hanno visitato Lourdes. Quest'anno si celebra un anniversario importante, i 160 anni dell'apparizione della Vergine a Bernadette. Il tema pastorale è qualsiasi cosa vi dico fatela. Sono le ultime parole che riportano i Vangeli dette da Maria alle nozze di Cana. Vuol dire proprio un totale abbandono e fiducia nel Signore. E Maria è sempre e sarà sempre il nostro tramite per arrivare a suo figlio Gesù. Quindi dobbiamo imparare ad affidarci. Il pellegrinaggio è un'opportunità spesso unica per tanti anziani e ammalati che magari scelgono il viaggio a Lourdes quale unica uscita dell'anno, ma è anche motivo di condivisione della propria sofferenza. Che si scopre poi a stare a stretto contatto con loro durante il viaggio in treno, durante tutti questi 5 giorni condivisi a stretto contatto e quindi nascono anche delle bellissime amicizie che durante tutto l'anno noi seguiamo, ci portiamo dietro e seguiamo anche gli amici malati. Numerosi volontari in campo, quest'anno Unitalsi ha coinvolto tanti giovani. A Lourdes sono loro a portare quella nota di allegria in più che rende speciale questo pellegrinaggio. Per far sì che le persone inferme o malate si sentano amate da dei ragazzi giovani che hanno tanto da dare e tanti sorrisi da regalare a queste persone bisognose. Tutto quello che c'è dietro in sostanza è prendersi cura del prossimo. Che cosa vi aspettate da questo viaggio? Imparare comunque sia da chi può darci di più, nonostante magari sia mancante in qualcosa a livello fisico. Non stravolgere la volontà di Dio, ma guardare alla sostanza della sua parola. È l'invito formulato dal Pontefice ieri all'Angelus. L'esortazione di Francesco è ad onorare sempre il Signore con il cuore, testimoniando il nostro amore per Lui in scelte concrete per il bene dei fratelli, soprattutto i più bisognosi. Il servizio dal Vaticano. Fuggire dal pericolo di dare più importanza alla forma che alla sostanza, riconoscendo che l'amore verso il prossimo è il vero centro dell'esperienza di fede, purificata però dall'ipocrisia e dalla mondanità. È la raccomandazione del Papa all'udienza in piazza San Pietro. Francesco ha esortato a praticare la carità verso i bisognosi, visitare gli orfani e le vedove, senza lasciarsi contaminare da questo mondo. Vigilare, perché il nostro modo di pensare e di agire
non sia inquinato dalla mentalità mondana, ossia dalla vanità, dall'avarizia, dalla superbia. In realtà un uomo o una donna che vive nella vanità, nell'avarizia e nella superbia e nello stesso tempo crede e si fa vedere come religioso e addirittura arriva a condannare gli altri, è un ipocrita. Facciamo un esame di coscienza, dunque è proseguito il pontefice. La domenica messa ha chiesto come accogliamo la parola di Dio. Se l'ascoltiamo in modo distratto o superficiale, ella non ci servirà molto. Dobbiamo invece accogliere la parola di Dio con mente e cuore aperti. Al termine dell'Angelus, Papa Francesco ha lanciato un appello per la Siria, dopo che nei giorni scorsi le Nazioni Unite avevano parlato della possibilità di una catastrofe umanitaria nella provincia dell'Idlib. Rinnovo il mio accorato appello alla comunità internazionale e a tutti gli attori coinvolti ad avvalersi degli strumenti della diplomazia, del dialogo e dei negoziati nel rispetto del diritto umanitario internazionale e per salvaguardare le vite dei civili. Il vescovo diocesano ha nominato Don Paolo Zanandreis, amministratore parrocchiale di San Michele di Pagana. A Rapallo, il giovane sacerdote subentra a Don Giuseppe Culoma. Don Zanandreis, che mantiene l'incarico di direttore dell'ufficio per la pastorale del lavoro e dello sport, sarà anche collaboratore nelle parrocchie di Santa Margherita Ligure. Mentre sabato 22 settembre alle 15:30 Don Paolo Bacigalupo farà il suo ingresso come parroco di San Giovanni Battista a Chiavari. Don Paolo, al servizio della parrocchia dello scorso autunno, dopo il suo rientro dalla missione a Cuba, prende il posto di Monsignor Enrico Bacigalupo. La celebrazione sarà l'occasione per dare ufficialmente il benvenuto al primo e salutare con affetto il parroco uscente che ha guidato la parrocchia di San Giovanni Battista per ben 28 anni. È cresciuto del 26% rispetto al primo semestre dello scorso anno, passando da 700.000 a 885.000 il bilancio di Mediaterraneo Servizi, la partecipata del comune di Sesti Levante. Crescono anche i guadagni, che passano da 52.000 euro a 80.000 euro e hanno fatto registrare un incremento positivo del 54%. Un segnale positivo per il direttore Marcello Massucco. A questo buon risultato in termini di crescita culturale e di promozione turistica va a sommarsi la solidità del bilancio societario. Fatturato, canone di affitto del patrimonio immobiliare, risultato economico, tutti indicatori in miglioramento rispetto all'anno precedente. Con 4 voti a favore, il Consiglio del Parco dell'Aveto ha deciso l'abolizione delle aree contigue che si trovano nel territorio di Ne e Borzonasca. Questo permetterà ai cacciatori non residenti in questi 2 comuni di poter svolgere attività venatorie in zone in cui prima era vietato. Cosa cambia e quali sono queste aree? Facciamo il punto con il presidente del Parco dell'Aveto. Lo ascoltiamo ai nostri microfoni. Stiamo parlando dell'area Gamba Tesa che è diventata area parco e poi delle aree sotto il Monte Aiona, le aree di Ventarola, quelle diventano tutte libere, quindi aree normali. Questo è anche un modo per incentivare una riduzione comunque della presenza degli ungulati all'interno di questo territorio. Certamente, questo era un problema grosso per la gente che vive sul territorio, perché ormai queste bestie non riusciamo più a tenerle fuori in modo naturale, quindi il cacciatore ci aiuta in questo e abbiamo agevolato un pochino la situazione. Al momento quella di Gambatesa non rientra nell'area del parco, lo sarà presto, questo almeno è la rassicurazione che arriva dalla Regione. Questa è la proposta di legge che è già passata in giunta a luglio, quindi dovrebbe passare a breve l'iter operativo. Il fatto che Gambatesa rientri all'interno del parco che cosa significa? Sicuramente incentivi, perché il problema grosso è che la gente soprattutto pensa che la Regione togliendo l'area contigua non investirà più. Invece noi abbiamo ottenuto, visto che interessa anche della Regione,
dove ha già investito, continuare a investire perché le cose funzionano, come Gambatesa che porta 16.000 visitatori all'anno. Credo che sia una cosa naturale continuare a investire. Un'estate che si sta ormai andando a concludere, che bilancio si può fare? Un primo bilancio sulla presenza turistica all'interno dell'area del parco? Tutto molto positivo, ho sentito tanta gente contenta, presenze abbondanti, soprattutto diciamo nei 20 giorni di agosto. I rifugi hanno funzionato bene, sento la soddisfazione, quindi sono soddisfatto anch'io. Nella giornata di ieri Barigone, frazione del comune di Caserza Ligure, ha festeggiato Sant'Agostino Roscelli a 200 anni dalla sua nascita, venuta nel paesino della Val Petronio il 27 luglio del 1818. Era presente il vescovo diocesano Monsignor Tanasini che nel corso della celebrazione eucaristica presieduta nella chiesa di San Martino ha benedetto una targa commemorativa che è stata collocata poi nella camera della casa natale del santo, fondatore delle Suore Immacolatine. Al termine della Santa Messa è stata benedetta un'altra targa, questa invece dedicata a Don Giancarlo Raffaelli, parroco della frazione fino al 1918 e fondatore dell'omonimo osservatorio meteorologico, agrario e geologico ancora oggi attivo. Vediamo. Qual è la storia di questo sacerdote? È una storia molto lunga a dire il vero, perché lui ne viene da Bagnone, dalla provincia di Massa Carrara, è stato dopo un periodo che era diventato lui maestro di scuola elementare, poi si era laureato in scienze naturali a Pisa, ha voluto, poi gli è venuta la chiamata, quindi è diventato parroco, ha fatto un anno a Genova in una chiesa di San Giorgio. Poi è subito stato trasferito a Bargone, da qui c'è rimasto sempre fino alla sua morte che è avvenuta appunto l'11 agosto del 1918 e noi quindi per questo adesso quest'anno facciamo il centenario così di commemorazione dalla sua morte per ricordare sia come parroco comunque perché è stato qui per più di 30 anni sia anche come fondatore di un osservatorio appunto meteo agrario geologico. Si occupava in realtà anche poi di tante altre scienze ma era grande appassionato di queste scienze, quindi ecco. Aveva questa passione che voi adesso portate avanti mantenendo attivo questo osservatorio. Sì, si cerca di riattivare, già fare tutte le cose che lui faceva, che erano già tantissime, già per l'epoca, per dirne uno, faceva anche lui stesso delle escursioni sul territorio, portava molti bambini, anche la gente locale, a spiegare i vari fenomeni, no? Come oggi con queste nubi che abbiamo in cielo, a spiegare che tipo di formazione nuvolose abbiamo, quindi scientificamente, fare ricerca, mettere stazioni meteo, era un po' come dico io una piccola ARPA odierna perché faceva tante cose di ambiente e di protezione civile. Noi oggi cerchiamo di farle anche col nostro gruppo di protezione civile che è appena nato quest'anno, nelle escursioni, in tante iniziative anche nelle scuole di ogni ordine e grado e poi anche nella comunità locale abbiamo voluto mettere queste targhe di memoria anche con una targa informativa adiacente per ecco così, ricordare un po' queste figure che sennò tendono poi un po' a sparire nel dimenticatoio generale. Ecco, sui libri di storia non c'è scritto ovviamente queste persone purtroppo. Ecco. Soccorso a persona questo pomeriggio sul sentiero che porta a San Fruttuoso di Camogli. Una donna di 59 anni residente a Crema, mentre stava effettuando un'escursione insieme al marito, è scivolata procurandosi una sospetta frattura alla caviglia destra. Una volta attivati i soccorsi sul posto è stata raggiunta da una squadra del soccorso alpino, dai militi della Croce Verde di Camogli e dai vigili del fuoco. Stabilizzata e sotto una pioggia incessante che ha interessato questo pomeriggio in particolare il Tigullio occidentale e ha reso il terreno molto scivoloso, è stata successivamente trasportata con una barella portantina sino a San Fruttuoso. Qui caricata sulla motonave 883 della Guardia Costiera di Santa Margherita che l'ha accompagnata fino al porto di Camogli per il successivo trasporto al pronto soccorso del San Martino di Genova. Hanno preso il via questa mattina a Chiavari i lavori di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza delle condotte sotterranee in Vientella, nel tratto compreso tra via Magenta e Corso Lavagna. Da oggi e fino al termine dei lavori è previsto il senso unico di marcia con direzione mare-monte ed è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli. Ad una prima ispezione le condotte oggetto dell'intervento risultano occluse per oltre il 50% della loro portata.
Sosta vietata dalle 16 di domani e divieto di circolazione dalle 19 fino alle 3 del mattino di mercoledì sul lungomare di Rapallo. Il provvedimento è stato preso per permettere lo svolgimento nella vicina piazza Martiri della Libertà della manifestazione Beer Heart Rock. All'imbocco di lungomare Vittorio Veneto saranno posizionate delle strutture fisse a protezione dell'area. Restiamo ancora a Rapallo perché la città si rifà look ai giardini dei partigiani, l'area verde all'ingresso del porto turistico. Uno spazio che da anni era in attesa di lavori di manutenzione, in programma il ripristino della pavimentazione per un'area di circa 1300 metri quadrati, la pulizia e il rimodellamento degli alberi di pino, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di spazi destinati alle attività ludico-sportive. I lavori partiranno nelle prossime settimane. A Rapallo infine sono ai blocchi di partenza anche i lavori di riqualificazione che interesseranno la parte più a est della passeggiata a mare da via Avenaggi al lungomare Castello. Si è chiusa la 34esima edizione di Expo Fontanabuona. Il numero dei visitatori ha superato le aspettative e gli organizzatori già guardano con fiducia il 2019 come l'anno della ripresa e del rilancio del territorio. Sentiamo. Le canzoni di Valentina Nassano hanno chiuso la 34esima edizione dell'Expo di Calvari. Migliaia i visitatori in soli 4 giorni di apertura, le stime parlano di 6.500 presenze complessive, per una manifestazione che ha faticato a decollare e che già guarda al 2019. Tutto questo ci ha aiutato a credere in noi stessi e andare avanti in tutte quelle peculiarità e tradizioni che ha questo Expo. E io penso che sia veramente una buona base su cui partire. Comunicazione, internet, viabilità, il futuro dell'entroterra sono alcuni dei problemi che dovranno essere affrontati nella prossima edizione. Ci sono tantissime peculiarità che bisogna assolutamente aumentare, valorizzare e andare a ricreare tutte quelle tradizioni in modo tale che possano dare sviluppo, quindi dalle tradizioni creare lo sviluppo, andare a essere vicini alle persone, puntare sui giovani, puntare sulla crescita e ridare effettivamente un po' di speranza a questa vallata, ma ci riusciremo. Miglior stand premiato l'antico forno da Carlo di Montebruno, miglior cucina quella della Proloco di San Colombano Certenoli. Ieri mattina si è poi svolta la marcia non competitiva Anello di Coreglia. Al primo posto Carlo Rosiello dei Maratoneti Genovesi, per le donne Valeria Parodi del Berg Team. Mario Anselmi ha vinto il concorso di pittura Aspetti e colori della Fontanabuona. In serata dunque il concerto di Valentina Nassano, talento del territorio, che di recente ha superato la selezione interregionale di Area Sanremo ed è in corsa per partecipare al festival. Il talento è una componente importante, ma anche forse la tenacia. Io dico sempre talento, tenacia, impegno, coraggio e tantissima umiltà, perché è quella che a lungo andare secondo me ripaga. Non bisogna mai scoraggiarsi. Esatto, sempre forza e coraggio. La cerimonia di chiusura di Expo a Calvari sarà riproposta su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando questa sera a partire dalle ore 21, quindi non perdetela. Dopo Santa Margherita Ligure anche Portofino è arrivato il cestino intelligente. Il Clean Cube, l'ultima frontiera tecnologica in ambito di cestini da strada, è commercializzata da Colimat ed è stato posizionato in piazzetta. Come vedete, proprio dalla foto in sovraimpressione, si tratta di un parallelepipedo alimentato a pannelli solari contenente un GPS e una SIM con all'interno un sensore che aziona un compattatore ogni volta che il cestino è pieno, aumentandone quindi la capacità fino a 8 volte. L'operatore quindi dovrà svuotarlo molto meno frequentemente e sarà avvisato da una app quando è il momento di intervenire. Il cestino invia i dati a una piattaforma che li elabora e restituisce una serie di risposte utili al gestore del servizio.
Cronaca: per un 29enne di Chiavari è stata sospesa la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione è stata presa dall'autorità giudiziaria genovese a causa dell'aggravamento della sua situazione. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri e portato nella casa di reclusione di Chiavari. Sempre i carabinieri di Chiavari hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 23enne dell'Ecuador residente a Chiavari, accompagnato in caserma per accertamenti in seguito a un diverbio scoppiato in famiglia. Il giovane in stato di alterazione si è scagliato contro i militari che tentavano di calmarlo. Questa mattina c'è stato il rito direttissimo. C'è una novità nel nostro palinsesto televisivo. Nel cammino verso il Sinodo dei Vescovi sui giovani, che si svolgerà a Roma dal 3 al 28 di ottobre, Telepace ha realizzato una nuova edizione del programma C'è di più. 10 puntate incentrate sulle parole affidate da Papa Francesco ai ragazzi, arricchite da testimonianze, storie, esperienze, approfondimenti. A condurla 2 giovani del territorio, Francesca Caporello e Giacomo Rizzi. Il via questa sera su Telepace 1 alle ore 20. La prima parola è ricerca. Vi proponiamo un'anticipazione di questo programma con l'intervista a un giovane del Tigullio che ha cambiato la propria vita sul cammino di Santiago di Compostela. Ascoltiamo. Sul cammino di Santiago alla ricerca di cosa? Allora, io sono partito sicuramente per la ricerca di un benessere interiore, per la ricerca di, diciamo, per quadrare bene i miei pensieri, perché avevo un periodo dove mi sentivo oppresso un po' da tutte le pressioni della società e da quello che tutti gli altri si aspettano che tu faccia nella vita, e ho deciso di fare questa esperienza, di partire e quindi di andare alla ricerca di me stesso, alla ricerca del mio benessere interiore. In effetti l'ho trovato e mi aspettavo molto meno da questa esperienza, mi aspettavo di partire semplicemente per una camminata e per, diciamo, per avere tanto tempo per me stesso e quindi per pensare. In realtà poi mi ha cambiato sicuramente la vita e il modo di pensare su tante cose, quindi ecco, la ricerca di quando sono partito poi è stata diversa, diciamo che ha cambiato quello che stavo cercando, il cammino, quindi ora cerco una vita sicuramente molto più semplice, lontana da tutti gli stress e diciamo da un po' tutte le pressioni che ti dà la società. Che cos'è che hai trovato, che ti ha colpito e che ti ha cambiato? Ma sicuramente ho trovato, come dicevo prima, la semplicità nel vivere, perché poi partire con uno zaino sulle spalle, con giusto 2 cambi e niente, qualche soldo in tasca, niente di più, ti fa capire davvero quanto poi sia semplice vivere e quanto in realtà noi ci complichiamo la vita volendo accumulare ricchezze, accumulare proprietà, accumulare tante cose che in realtà sono inutili, quando in realtà stando a stretto contatto con la natura o anche semplicemente camminando ho scoperto che lì è davvero, passi veramente dei momenti felici che non hanno niente a che vedere con quello che noi pensiamo sia la felicità. Quindi ecco, ho trovato tutto questo, sono andato lì alla ricerca e ho trovato proprio tutto questo, un modo più semplice di vivere. Questi gli orari del C'è di più: lunedì alle 20, mercoledì 14:30, giovedì 21:10 su Telepace 2, canale 85, venerdì alle 20:50 e domenica alle 20:30 su Telepace 3 al canale 115. Con la deposizione di una corona di alloro sulla lapide vicino al cimitero portata da 2 militari in grande uniforme si è svolta a Santo Stefano d'Aveto la commemorazione del 74esimo anniversario dell'eccidio del carabiniere Albino Badinelli. Il giovane, originario della frazione di Allegrezze, venne ucciso a 24 anni il 2 settembre del 1944 per mano del plotone di esecuzione della divisione nazi-fascista Monterosa. Il suo sacrificio salvò 20 civili innocenti e l'abitato del paese dal fuoco.
Alla cerimonia hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Genova, Riccardo Sciuto, una rappresentanza dei Carabinieri della Compagnia di Sesti Levante, dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Borzonasca e Lavagna, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Antoniella Cella, e i numerosi parenti del caduto delle famiglie Badinelli e Mazza. E ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 4 settembre. È aperto il Museo Archeologico per la preistoria e la protostoria del Tigullio. I locali in via Costaguta 4 a Chiavari sono aperti dalle 9 alle 14. L'ingresso è gratuito. Per la rassegna Estate con le Stelle, alle 18 al Teatrino Comunale di Portofino, Franco Malerba, il primo astronauta italiano originario di Genova, e Antonio Locampo, esperto della materia, presenteranno il loro libro dal titolo La lunga strada per arrivare allo spazio. Alle 21 in piazza Caprera Santa Margherita Ligure, prima edizione del premio Giovanni Ansaldo realizzato dall'Associazione Culturale Isaia Berling. Il riconoscimento sarà consegnato a Ernesto Galli della Loggia al termine di una tavola rotonda dedicata all'opera dello storico ed editorialista del Corriere della Sera. Seconda serata del Beer Art Rock a Rapallo. Alle 21:30 in piazza Martiri della Libertà si esibiranno i Sigma Six. L'attrice Francesca Mevilli proporrà un reading in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Nell'occasione si terrà una raccolta fondi. E infine ricordiamo che al Castello di Rapallo è allestita la mostra I ragazzi del bottone tricolore, la memoria, il sacrificio e l'orrore della Grande Guerra nella visione degli artisti liguri. L'esposizione resterà aperta sino al 16 settembre, dal venerdì alla domenica, con orario dalle 16 alle 19. Passiamo allo sport, continua il cammino della Lavagnese in Coppa Italia, i bianconeri hanno sconfitto in trasferta ai calci di rigore la Fezzanese, 3-3 il risultato maturato nei tempi regolamentari. Passati in vantaggio nel primo tempo, i ragazzi di mister Tabbiani sono riusciti a portarsi sul 3-0 con le reti di testa di Tosse, di Fognioc su punizione. Nella seconda parte della ripresa si è assistito però a un calo fisico e mentale della Lavagnese che ha subito 2 gol in pochi minuti e poi all'86esimo la rete del pareggio. Inevitabili i calci di rigore che grazie a un'ottima prestazione del portiere bianconero Caruso hanno visto comunque uscire vincitori i bianconeri che potranno così giocare i 32esimi di finale domenica prossima. E la Virtus Entella ricorda con affetto Gianluigi Ginocchio, difensore dell'Entella, protagonista della promozione in Serie C nell'anno del cinquantenario del club. Era la stagione 1963-1964. La retroguardia era composta da giocatori del calibro di Scabini, di Nadalin, di Delle Piane e Comini. In maglia biancoceleste ha collezionato 61 presenze dal 61 al 67. È rimasto un grande tifoso dell'Entella, lo si vedeva spesso al Comunale e non mancava mai di manifestare il suo attaccamento nei momenti di difficoltà. Mercoledì prossimo verrà salutato con una benedizione prima di essere tumulato alle 14 nel cimitero di Borgonovo, frazione di Mezzanego. Lascia la moglie Anna, la figlia Francesca con Fabrizio, i nipotini Pietro e Flora, la sorella Rita e tutti i nipoti. Il presidente Gozzi e tutta la società abbracciano commossi la famiglia nel ricordo di una persona dagli elevati valori morali e umani. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come di consueto, domani 12:45 TG13. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.